Per l'apicoltura ligure il 2019 è un anno da dimenticare, in crisi sia la produzione di miele sia il benessere delle famiglie di api, per la sopravvivenza delle quali un fattore determinante è il clima. Il cambiamento climatico in primis, perché a maggio abbiamo avuto perturbazioni e la fioritura di acacia è stata compromessa. Oltre a quello le api sono andate alla fame e abbiamo dovuto nutrire. Quindi questo ha compromesso in parte anche il raccolto del castagno, fiore all'occhiello poi del miele ligure. Altro fattore di rischio non indifferente è rappresentato dagli attacchi della vespa velutina, il calabrone asiatico vero e proprio predatore che si nutre di api. Fortunatamente il territorio del genovesato è stato preservato. Diciamo che Genova l'ha saltata, vespa velutina, quindi nel nostro territorio del Tigullio non è ancora presente. Invece Imperia e Spezia è presente, ha nidificato e si stanno prendendo contromisure. L'associazione regionale è sempre in prima linea, cerchiamo di fare tutto quello che è il nostro potere per identificarla prima di tutto e poi cominciare a muovere anche a livello politico le acque. Ciononostante, questo segmento dell'agricoltura continua a coinvolgere appassionati, professionisti e hobbisti. L'associazione Alpamiere raggruppa 300 iscritti, per alcuni dei quali l'apicoltura rappresenta la principale occupazione. Abbiamo diverse aziende che lo fanno, i tempi non sono dei migliori per queste aziende, però a livello nazionale abbiamo buonissime aziende e abbiamo anche a livello regionale buone aziende, anche abbastanza solide. Anche da parte delle istituzioni ci sono incentivi per coloro che si dedicano a questa attività. Abbiamo delle misure, abbiamo la 1308 sull'apicoltura e abbiamo il PSR nazionale. Ci stanno dando una mano e speriamo di non crollare come settore e di tenere tutte le aziende professionali e che sia sempre un settore in aumento.